Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisili, qui dal Sorrentino di Trapani e benvenuti alla sfida tra Accademia Trapani e Don Carlo Misilmeri. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Va proprio lui in porta, mi stretta. Di Misilmeri, la corsa poi di Barbera, largo a destra, che arriva al centro, ha avuto la Barbera, c'è comunque Flores! Don Carlo in vantaggio, ci pensa il 10 a trovare il suo primo gol con la maglia biancorossa e 1-0. Kebba ma non riesce, allora Flores ancora con un'altra verticale a cercare Barbera che prova a scaricare il destro, esce male, a breve fischierà Aprile, lo fa adesso, può andare quindi Flores, cross al centro, arriva lo stacco! Si tocca il petto Flores, non sappiamo se non l'ha toccato nessuno, fatto sta che Don Carlo è avanti, 2-0. Che prova ad andare in velocità, Barbera per Flores, ancora una volta in aria Flores, fermato il pallone praticamente sulla linea e poi c'è fuori gioco perché può ripartire in contropiede da Don Carlo, ancora con Flores, passaggio col contagocce a cercare a destra la Barbera che non controlla un'altra volta benissimo, ma stavolta comunque è sufficiente per dare il pallone ad Agolli. Ancora il 7, rientra sul sinistro, cross che arriva al centro, Flores stoppa col petto, spunta Mineo, non precisa la difesa dell'Accademia, flipper impazzito al centro dell'area di rigore. E Ammucciato va a fare la punta con Secan trequartista, Rafinha e Buongiorno sulle fasce, occhio ancora a Barbera che prova a scaricare il destro. Ammucciato, ancora il 20, Ammucciato ci mette i guantoni. Grande parata di Andrea Di Salvo. Campanella prova il destro, Di Salvo. I suoi compagni come gli esterni o come adesso la Barbera davanti alla porta. La Barbera ha avuto l'occasione per calare il tris. E qua, vedete, è quello che dicevo io. Mineo con calma sa quando attaccare, va da Garriga che vince il primo rimpallo, anche il secondo, e davanti alla porta Garriga, Mistretta gli chiude la saracinesca, altro calcio d'angolo, ancora Accademia in questi minuti finali, pallone che arriva al centro ed è arrivata la deviazione, rete di Secan, un'altra volta il bomber graffia per la prima quest'anno, la prima rete dell'Accademia. Per forza deve essere. Sta giù, Super Mario Secan. Adesso sì! Viene macchiato solamente il clean sheet della Don Carlo con questo gol di Secan al 94esimo. Non basta per l'Accademia per rimontare una formazione come quella di Mister Napoli che grazie a un super Tommy Flores, super ispirato, riesce a portare a casa i primi 3 punti della stagione da sommare al punto ottenuto contro il Partinico.